Quindi ci siamo, vero? Perfetto. Bentornati a Sardegna Unfiltered. Piazza Santa Caterina, meravigliosa questa piazza, vero? Sì. Massimo, tu la stai sfruttando fumandoti questo sigaro? E bevendo birra con degli amici nuovi e vecchi nuovi amici. Vecchi e nuovi amici, come conoscenze, bellissimo. Come stai? Benissimo. Come state, anzi? Alla grande. Alla grande. Quando c'è un buon bicchiere di vino, è una compagnia Di questo perfetta, genere, assolutamente. giusto, è quest'ottima birra. Sì, la location è meravigliosa. Massimo, un bel nome, complimenti. Grazie. Il tuo? Paola, Paola. Massimo e Paola, siete una coppia? siamo una bellissima coppia. È vero, posso confermare, tu sei bella, tu sei bello. Da quanto state insieme? 7 anni e mezzo. 7,5. 7,5. Quasi 8, dai. 8. 7,5, dai. No, di più. 7,11. Arrotondi per eccesso tu. No, per difetto. Per difetto? Ragazzi, come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti per una casualità. Abbiamo praticato yoga nella stessa associazione olistica. Si può fare il nome se volete. Yana, via Galileo Galilei. Però ci siamo ignorati per quasi un anno. O meglio, lui mi ha ignorato per quasi un anno, io non lo sopportavo, non era possibile. Perché la ignoravi? No, non ignoravo lei, ignoravo il mondo in quel momento. Tutto quello che era circostante a me non esisteva. Per motivi che in questo momento sorvoliamo abbastanza personali, e ignoravo il mondo, ignoravo quello che era intorno a me e stavo facendo yoga per ritrovare una calma, a prescindere da quello che era all'esterno a me. Ma voi avete alle spalle, abbiamo detto off screen, Alle spalle storie anche pregresse, non andate proprio esattamente a buon fine. matrimoni proprio. Matrimoni, convivenze. E questo è interessante, anche il fulcro di questa puntata è proprio capire come si può superare determinati momenti e se l'amore esiste oltre l'amore. L'amore esiste, ma non è solo amore. Cioè sono tutta una serie, secondo me, di fattori contingenti oltre l'amore, che l'amore forse è quello che all'improvviso ti fa vedere l'altra persona, ok? Però dietro ci sono tante altre cose e tutto quello che nella tua vita hai vissuto in precedenza, in maniera anche negativa, se vogliamo, ti porta a un certo punto a incontrare una persona e a vederla con occhi più limpidi, più predisposti, perché è comunque un qualcosa di vissuto, pregresso. Si dice sempre che dagli errori si deve imparare qualcosa, ecco. In questo caso secondo me gli errori hanno fatto da maestro. Quindi dagli errori si impara, Massimo, giusto? Penso di sì, bisogna capire se tu capisci che hai fatto un errore, perché molte volte si fanno degli errori e si continua a pensare di essere nel giusto e quindi non essere nell'errore, quindi già nella consapevolezza di aver fatto un errore già è un risultato, è già un insegnamento. Quindi per continuare, anzi per iniziare qualcosa bisogna accettare che abbiamo sbagliato anche noi. Assolutamente, in una storia che finisce, che sia un matrimonio, una convivenza, un semplice fidanzamento, la responsabilità non è mai da una sola parte, c'è sempre un concorso di colpa. Esatto, un concorso di colpa, questa è deformazione professionale dei tuoi amici avvocati qui vicini. No, lei si è occupata delle pratiche, no dai scherzo, no va bene. Sono cose precedenti alla nostra amicizia, quindi no. Ti sto per fare una domanda diretta tra pochissimo. Che entra in scivolata, te lo dico. Come si fa? Come si può rinascere da questo punto di vista sentimentale? Perché tante coppie al giorno d'oggi si separano. È più facile separarsi che non affrontare se stessi e ammettere i propri errori. Ci stai ripensando? No, assolutamente, No, scherzo, io lo dai. risposerei domani. L'ho sposato già 2 volte, perché noi abbiamo rinnovato. 2 volte vi siete sposati? Abbiamo rinnovato le nostre promesse il 15 di agosto. A Ferragosto, il giorno di Maria. Siamo sposati la prima volta a Portoferro, con un matrimonio civile, in spiaggia.
e la seconda volta a Isbenas, Per caso c'era spiaggia. a Isbenas, quindi una volta a Portoferro, Il matrimonio a Portoferro è stato un matrimonio normale, dai, tra Bellissimo. virgolette, però in spiaggia, con tutti i nostri amici che sono qua ora presenti ovviamente. E il secondo matrimonio, insomma il rinnovo delle promesse, l'abbiamo fatto a Isbenas ma da nudisti. Cioè voi Usando vi siete dei sposati moto. nudi? Sì, E i senza vostri veli, ci siamo messi a nudo letteralmente e fisicamente. senza filtri? Senza filtri. Allora questa intervista vedi che bisognava farla. Il primo matrimonio nudista in Sardegna che Tra l'altro- l'altro documentato da una troupe canadese che gira il mondo per documentare il mondo naturista. Sì, anche gli invitati erano senza veli? assolutamente sì. Anche il celebrante, tutti, Tutti senza veli. assolutamente. Beh, allora a questo punto passo la palla a te, Massimo. Eravate tutti nudi in questa seconda occasione. Come ci si sente a festeggiare un matrimonio da nudista? Come il matrimonio da vestiti. E faccio una domanda a te, se mi- Sì, assolutamente. perché ci si sposa? Ci si sposa per comunicare al resto del mondo un sentimento. Un sentimento, è un sentimento a vestiti. No, però Emozioni hanno vestiti, sentimenti hanno vestiti. no, non ne hanno. Perfetto, un matrimonio da nudo e un matrimonio da vestiti. E io e lei ci amiamo ed è un sentimento, ci sono state emozioni, hanno bisogno di vestiti. No. Basta così, la mia risposta va bene. Bene, ma per il bacio c'è stato, no, a fine. C'è stato il bacio e c'è stato anche un bellissimo tuffo collettivo in mezzo al mare, con 1000 spruzzi tra le onde, bellissimo, proprio mettersi a nudo davanti a noi stessi, davanti comunque ai nostri amici e a tutto il mondo, perché poi ha avuto una risonanza tra l'altro anche nazionale. Bellissimo, io sono stracontento di questa intervista, davvero. Più che altro di questo Allora, incontro. sappi che ci hanno chiesto sia dalla Nuova Sardegna, Videolina, l'Unione o la Stampa, hanno chiesto di intervistarci e abbiamo detto no. Ah, hai visto? Invece a Sardegna Unfiltered non dite di no. Sì, assolutamente sì. E allora una domanda che faccio a te, perché tu, cioè, noi maschietti siamo purtroppo, abbiamo sempre questa spada di Damocle, dobbiamo rispondere alle domande un po' più piccanti. Durante il bacio, a fine cerimonia, c'è stato qualche cambiamento fisico? No, nel senso, nella normalità la sessualità ha bisogno della nudità, la nudità non ha bisogno della sessualità. E quindi in quel momento dove c'era, ritorno a dire, un sentimento e sicuramente un'attrazione fisica, ma in quel momento non doveva essere né palesata né visibile, doveva essere un sentimento. Non c'è stato nessun irrigidimento mentale, Neanche fisico di conseguenza. irrigidimento mentale nei confronti, e non c'è stato un irrigidimento mentale o fisico neanche dai testimoni, dove ormai si è molto abituati a vedere la nudità in quel momento. È fantastico, davvero, perché abbatte molti cliché che, insomma, di solito le persone, moltissimi, me compreso, ha sempre avuto un certo timore di andare nelle spiagge di nudisti. Sì, per paura che magari, sai, vedi un seno, dici, arca miseria, come faccio adesso? È normale, è fisiologico. Ah, può succedere quindi? Assolutamente sì, perché no? E in quel caso cosa succede? Ti copri? Cosa... Come si alza si abbassa. Cioè il nudismo non è finalizzato al sesso, ok? Anzi, non ha probabilmente nessuna connessione col sesso. O meglio, ce l'ha ma in separata sede, ok? Non è che tu vai in spiaggia e ti metti nudo perché in qualche modo vuoi fare chissà che, no, vai lì perché è un tuo bisogno, una tua esigenza personale. Però è anche comodo perché, cioè, uno Ma tu lo gli sai cade che- l'occhio e dice, ma sai che... Che è difficile quando noi andiamo, che pratichiamo naturismo, andiamo nelle spiagge, la maggior parte delle volte trovare coppie naturiste è difficile. Generalmente trovi single, poche donne.
Ok, Molto, quindi questi molto sfruttano un po' il Però è fatto. difficile qui in Sardegna, se tu vai fuori, le realtà sono completamente diverse. Ti devo dire Paola, è bellissimo, cioè, potremmo parlarne per ore, ne parleremo per ore. Per il momento c'è qualcosa che vi sentite di dire rispetto al matrimonio che si può rinnovare, ai nostri amici a casa? Per quello che riguarda me, si può fare ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ci si può rincontrare con la propria compagna in una cena, in una spa, in un massaggio, in una passeggiata a lungomare, in una passeggiata nel bosco, rinnovare ogni volta il sentimento. Si può fare in una piazza Santa Caterina con una compagine di amici, con una persona conosciuta 10 minuti fa che ti fa l'intervista e dire noi l'abbiamo fatto, ci è piaciuto farlo, potremmo rifare tantissime altre volte. Non c'è un contesto, non c'è un luogo, non c'è un momento, c'è solo la voglia di rimettersi in gioco, di guardarsi negli occhi e dire ma perché no, proseguiamo, ci piace farlo, ci piace, visto che hai detto da maschietto, ci piace stare a letto un'ora facendo sesso, ci piace stare 10 minuti guardando un tramonto, ci piace stare un'ora assaggiando il gourmet del chef del momento, Certo. ci piace stare 2 ore a Santa Caterina, chiacchierare con gli amici, tu mano nella mano, fumare lo stesso sigaro e guardarci e dire oh guarda c'è un tizio che ci vuole intervistare, lo facciamo, ma sì, ma chi se ne frega. Quindi in questo momento noi siamo stati i rinnovatori di un momento. Esattamente. Ma noi rinnoviamo le nostre promesse matrimoniali ogni mattina quando io gli porto il caffè a letto tutte le mattine. Ragazzi, questa è una delle... Prendiamo una mezz'ora per noi prima di iniziare la giornata, bevendo il caffè, guardandoci negli occhi in silenzio. Vi vedo felici, cioè davvero io vi guardo negli occhi e vi vedo felici. È una delle puntate più belle di Sardinia Unfiltered, sono molto contento che abbiate concesso a noi l'onore di intervistarvi. Per noi è un onore essere Per voi? Sì, assolutamente. No, davvero, adesso bianco. No, dai, No, dai. per dire no. Salutiamo Isbenas, no? Che ha ospitato questo... Tutti gli amici di Sbenas, di Portoferro. E di Portoferro. Delle ninfe. Salutiamo di Marco Piscina, Bonga. Tutti. Marco di Sbenas. Tutta l'associazione Nudiverso che ci ha onorato, ci ha proprio invitato a fare questo rinnovo di promesse e ha creduto in noi. Nel fatto. Bene. Sì. Ragazzi, non so cos'altro dire se non questa è la dimostrazione che vivere senza filtri è l'unico modo per vivere realmente. Quindi Nella realtà. grazie. Grazie a te. Grazie Massimo. E come sempre alla grande, seguiteci, sempre.